Eccolo là, noi abbiamo la nostra patrona, c'è chi c'ha Santa Claus. Eccolo lì, va bene. Ma anche sincronetta, tipo ginnasta. Sincronetta. Va bene. Vabbè, abbiamo fatto anche la sagra paesana, bentornati. Due chiacchiere in cucina, seconda ricetta di oggi ed è una ricetta molto sfiziosa e golosa perché faremo un croccante con noci e cacao, ovviamente il croccante al cacao con le noci e ci serviranno questi ingredienti. Allora, 360 g di zucchero a velo, 360 g di noci, 60 g di albumi, 20 g di cacao amaro e zucchero a velo per spolverare alla fine. Lo useremo un pochettino nella presentazione. Sono curioso. Anch'io. No, scherzo. Signore e signori, un esperimento o no? Sto scherzando. Allora, signori, adesso noi lavoriamo con le noci. La ricetta è molto semplice, sarà solo un mescolare, ma poi avrà dei tempi di riposo e dei tempi di cottura. La cosa più importante che dobbiamo fare è comprare delle noci buone, materia prima buona, italiana soprattutto, conservata insomma nella maniera più giusta e andarle a tostare per esprimere ancora di più il loro potenziale. Mamma che buone! Quindi andiamo, guarda, scavicchiamo. Scavicchi ma non apra, Ecco. come si diceva. Così. Dicevamo io e Leo che siamo figli della TV. È vero, sì, ma credo sia un po' la generazione nostra, il fatto che Ecco. parlavamo con gli slogan degli spot pubblicitari e citavamo sempre i programmi. Allora, più o meno per questa ricetta ne serve una tazzona bella. Allora facciamo così, prendiamo le nostre noci e le mettiamo a tostare. Ok. Sappiamo che la tostatura finisce nel momento in cui si sente l'aroma della noce in tutta la stanza. Che in realtà è anche un po' il segreto, il metodo che tu usi col forno, istintivo, tutto. nel senso senti il profumo di cibo e vai a sentire, insomma, secondo Scemo Randi è tutto cotto nel momento in cui si sente il profumo. Vai. Poi proseguiamo, dai, vieni qua vicino che così impari qualcos'altro. No, perché voglio sentire la noce prima Sì. della tostatura. Sì, allora dai, quella là, perché sennò lì rischi già di scottarti un ditino. Ah, vabbè, ma tanto ci sono le posate, riesco a prendere anche con le posate. Allora, zucchero a velo. Sì. Io ne ho una parte qua che va nell'impasto e una parte qua che va poi per lo spolvero. Ok, mamma che buono che sono. Quindi mettiamo lo zucchero a velo all'interno della nostra ciotola. Sì. Allora. Poi cacao, iniziamo dalle polveri. No, io ti seguo, non ti preoccupare. Sì, vedo. Tanto mangio. Bocca piena. Di Allora, andiamo a gusto. mescolare le polveri un pochino. Comunque fa tanto bene la frutta secca in generale, Allora, anche le come noci- spuntino, riempitivo. Le noci tra l'altro sono consigliate anche la sera, prima di andare a Sì. dormire, ma solo tipo poche ovviamente, ma 2 o 3 noci tutti i giorni aiutano proprio anche al rilassamento del corpo. Ma queste fanno cose bene al qua. cervello, sai che la noce ha la forma proprio di... fanno bene anche al È cervello. un richiamo, dice che la natura ha detto, oh guarda bene, faccio questa forma così almeno ti ricordi. No, beh, può essere. Allora, adesso le nostre... Eccola. A che Ecco, punto si siamo? sente già il sente. profumino, gli diamo una mescolatina, le facciamo tostare, qui paura di niente, chiaramente in cucina noi insomma professionisti siamo sempre, ci affidiamo anche al nostro tatto, non è una cosa che è poco igienica, è proprio una cosa, noi insomma chiaramente abbiamo Beh, le mani sono sempre lavate pulite, bene, si sa. il tatto ci aiuta anche a capire, la tostatura è fatta, quindi andiamo a mettere le nostre noci all'interno. Ah, direttamente così? Sì. Ah, che bella cosa. Poi mescoliamo Sì. e poi e anch'io, insomma, la prima volta che ho fatto questa ricetta qua ho pensato, beh, vabbè, adesso come accade che diventi un impasto? Ed è proprio l'albume d'uovo che lo fa diventare un crea impasto. il collante tra tutto. Sì. Bene, allora adesso tu lo mescolerai, si vedrà un po' l'effetto di questo
albume nell'impasto, insomma, del cacao e lo zucchero a velo. Prima, cioè, ci mancava il passaggio intermedio, no, tra San Nicola e Santa Claus, ed è quel famoso Father Christmas cosiddetto, cioè papà inverno, Ok. che è quello più o meno si potrebbe riferire, hai presente le storie di Dickens, no? Il Sì. Natale passato, presente e Sì, futuro. sì, Ecco, sì, questo sì. Father Christmas, papà inverno, padre inverno, che un po' era tradotto anche come nonno gelo, però un po' diverso, era il fantasma del Natale presente. Era quello che proprio collegava tutti quanti e creava, Sì, è creava vero, comunque sì, l'ho visto il spesse Natale, volte sì, e poi è anch'io. stato rifatto in mille modi, comunque è una favola meravigliosa di Charles Dickens. Ecco, guarda, ma guarda te un po', eh? Già, così, in un Ok, attimo. adesso prendiamo la carta forno, Sì, la adagiamo, facciamo un po' di Sì, spazio, ok. però teniamo le noci qua perché ho capito che... va bene, teniamole qua. infatti ho capito Un che momento per di te va sconforto, bene. Allora, Carta cerchiamo, forno. sì dai, di farla non voglio bagnarla perché poi ci metterò lo zucchero a velo, altrimenti non ha senso. Andiamo a spolverare un pochino di zucchero a velo sotto, Ah, quindi sotto. sì, e andiamo ad adagiare il nostro croccante. Mamma mia, che bontà. Allora io ritorno perché altrimenti ti finisco le noci e altrimenti vado a rischiare. Tu ti chiederai quando è stata spostata, perché San Nicola è il 6 di dicembre. Dimmi dove, quando, Tararatatà. dimmi dove. Ecco. Vai. Sigletta. Allora, è il 6 di dicembre, la festa di San Nicola che portava i regali ai bambini e tutto quanto. Invece, con Martin Lutero fu spostata al giorno di Natale. È lui che l'ha deciso nel 1535. Bene. Per darvi riferimento. Bello? Bene. Che bella questa storia. Vorrei ringraziare gli autori perché è bellissimo conoscere la storia di Babbo Natale. Grazie autori, grazie autori, grazie. Cosa hai fatto? Io la perdo, io lo dico, la perdo. Allora, adesso Sì? abbiamo steso Allora per o bene. adesso? Allora o adesso? Scusate, ma mi faccio ridere da sola. E adesso abbiamo steso per bene il nostro croccante, che non è altro che, ricapitoliamo, zucchero a velo, albume d'uovo, cacao amaro, noci tostate mescolate per bene. Adesso ci sarebbero due metodologie Sì. come procedere. O lo lasciamo riposare una notte in frigo, Sì? dove si compatta, si secca, riprende il suo status, oppure se abbiamo fretta andiamo in forno a 80 gradi, quindi facciamo una sorta di, lo essicchiamo noi Ok. a 80 gradi per un paio d'ore. Poi, passata o la notte o queste 2 ore in frigo, in forno, O frigo o forno. o la notte in frigo o 2 ore in forno, ce la posso fare, andate in forno a 160 gradi per una quindicina di minuti. Ah, ok. E poi deve riposare in frigo prima di essere servito. Allora, ricapitoliamo, vi do un attimo di... Quindi tu adesso lo metterai in forno, lo vuoi mettere Sì. in forno? Cioè, per- lo vado a mettere sì, in forno. Sì, forno ventilato in questo caso, a 80 gradi, non No, di più. sì, infatti, nel primo passaggio facciamo 2 ore a 80 gradi e poi a 160 gradi. Ah, quindi c'è una Per fase di 15 riposo minuti, e una sì. fase di... È un po' come se fosse la lievitazione in un lievitato, Sì, no? in Che questo prima si fa caso insomma lo lievitare. zucchero a velo deve perdere naturalmente un pochino di umidità per di nuovo solidificarsi, poi va cotto, si crea questo croccante perché quindi lo zucchero si fonde e poi va di nuovo in frigo proprio per ritornare ad una consistenza croccante. Mamma mia, che bella questa cosa qua, mi piace un sacco, che è proprio molto molto interessante. Allora, andiamo se ti vuoi che ti racconti qualcos'altro? Ma certo, tanto tu ne hai no, sempre scusate, da perché io- raccontare. Allora, ci sono, vediamo se mi Ci sono sono qua- due coccodrilli Ecco, no, non quello, chi se ne frega di tango, coccodrilli. tango, due piccoli No, serpenti. perché per una esempio mi è aquila venuto in e mente, il gatto, il topo, le- sere, Ok. ecco, mi è venuto in mente che non so se a te portava i regali Babbo Natale. No, Santa Lucia. A te Santa Lucia, ecco per esempio a me Gesù bambino.
In realtà questa cosa del Gesù bambino, forse anche alcuni di voi a Sì, casa avevano avuto questa anche esperienza. alcuni miei cugini. Sì. Gesù bambino in realtà non era Gesù bambino, ma era una tradizione in realtà tedesca che aveva messo questo ruolo del bambino di Gesù. Ok. Quindi era un bambino, un angioletto, un bambino biondo, sei putti, no? Questo immaginario meraviglioso, che portava i doni da parte di Gesù bambino ai bambini. No, allora Era Gesù un bambino però intermediario. sempre il 25 dicembre, Sì, la sempre il 25 natività. dicembre. Invece no, i miei cugini li portavano i re magi, poverini, loro dovevano aspettare che tutte le festività fossero finite. Noi avevamo già Santa Lucia dal 12 di dicembre. 13, 12, 13, cos'è? Sì, La notte viene tra dalla 12 notte e dal 13, 12 al è vero. 13. Tu avevi il bambino al 25, Sì. o alcuni Santa Claus, i miei cugini poverini all'Epifania era già finito le feste. E vabbè, insomma, insomma. almeno se potrà, non lo so, forse trovano i We saldi. wish you a Merry Va bene. Christmas. we Andiamo in wish you a pubblicità Merry con la Christmas, sigla, we eccola. wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. È uscita. Eccola qua. Voglio andare a vederla. Magicamente, sì. Voglio andare a vederla. Allora, che bella. Effettivamente è un croccante, però sembra anche una torta oltre a un croccante. Sì, C'è perché una- non l'ho tagliata, l'ho lasciata intera, poi dopo lo si ricopre tutto di zucchero a velo e magari si taglia in pezzettini, sì. Però volevo, siccome io e Leo siamo un po' vivaci, Già che sono vivaci, tu ti metti a cantare, voglio ecco, dire. no, ci ecco. facciamo prendere perché siamo artisti, noi, Sì. siamo attori, siamo gente di spettacolo. Sì. E abbiamo fatto un po' di confusione. Vai. Allora, ricapitolando. In una ciotola mescolate lo zucchero a velo, gli albumi, il cacao, le noci tostate e basta. Mescolate tutto, lo stendete nella teglia o nella placca dove vi fa più piacere con sotto lo zucchero a velo. Fatto questo, livellato bene, ci sono due strade. O rimane una notte in frigo e poi fa il passaggio in forno a 160 gradi per un quarto Per un d'ora. quarto d'ora. Poi ritorna in frigo, perché Sì. va servito freddo. Quindi frigo, forno, frigo. Oppure fa 2 ore in forno ventilato a 80 gradi, 15 minuti a 160 e poi se ne torna in frigo. Ah, ecco, dipende dal tempo che avete, giusto per farvi capire un po' le cose. Mi sembra Fatto che sia... questo si può spolverare con lo zucchero ti a velo. prego. Mi tieni lo... Sì. Ecco, grazie. poi- No, un attimo. Vai. Bisogna fare col... Ma Ma tanto? Sì. Guarda che bello. Perché comunque è il caramello, no? Si deve cuocere, si deve Bravissimo. fondere lo zucchero a velo e poi si deve rapprendere. Ok, e io direi ricreare che la può cosa. bastare. Che meraviglia. Allora, è il momento dei nostri sommelier, quindi abbinamento col vino. Cara Lorena, momento dolcezza. E io ho preparato un croccante di noci e cacao che è la fine del mondo. Da quello che vedo anche tu mi hai portato qualcosa. che Esatto, è la anch'io non potevo essere di meno, quindi ho portato anch'io qualcosa che potesse essere allo stesso pari del tuo piatto e in effetti si tratta di un abbinamento per concordanza dove dolcezza e aromaticità incontrano dolcezza e intensità e poi vedremo anche persistenza in questo splendido calice e vediamo già dal colore che diventa un calice importante. Si tratta di un vino passito e pensa in questo territorio dove chiaramente l'influenza del mare è molto importante, ci troviamo sulla costa ionica in Calabria, il vitigno greco bianco diventa appunto questo vino greco di bianco che subisce un appassimento delle uve che vengono stese al sole per 8-10 giorni. Quindi sicuramente ci regalerà questo importante impatto olfattivo dove la frutta disidratata, l'uva appassita, il fico secco, il dattero, le sensazioni di noce eccetera eccetera vanno a caratterizzarlo. Lo assaggiamo. E la dolcezza
e l'aromaticità e questa persistenza incredibile e diventano qualcosa di davvero molto intrigante. E quindi parliamo anche di temperatura di servizio e quando ci troviamo di fronte a dei vini dolci la temperatura di servizio deve essere compresa tra 10 e 12 gradi, è quella ideale per poter apprezzare al meglio il vino che abbiamo a disposizione. Infatti, e comunque tutti questi consigli, ma anche ai dolci, se abbinare sempre vino dolce per concordanza, insomma, potete frequentare i corsi di ICE dove vi spiegheranno un po' tutto e noi intanto brindiamo. Buonissimo, grazie Lorena. Cin. Si conclude anche oggi la puntata di Due Chiacchiere in Cucina insieme a Serena Codognola, la nostra Scemorandi. Applauso Scemorandi, fallo da sola. È il nostro Leonardo Feltrin, Ecco, Feltrin Leonardo, un applauso. Che bello il gioco di parole, mi piace. Allora, prima di lasciarvi ovviamente la programmazione della rete, voglio ringraziarti per queste 2 ricette meravigliose. Adesso questa è un po' più articolata, però questa è in realtà semplice, a parte il metodo di cottura che avete capito benissimo, idea per ovviamente per le nostre feste di Natale. Ecco, questo è un ideone. Grazie a te, caro. Ma figurati. Ma grazie anche a voi che ci Ecco. seguite numerosi da Salutali tantissime bene, regioni salutali d'Italia, bene, ecco. e noi vi portiamo le nostre super ricette, ma aspettiamo anche i vostri super consigli, quindi scrivete. Scriveteci, allora se volete scriverci una mail, duechiacchiere@telepadova.tv, oppure scriveteci sui social, in direct, su Instagram o Messenger, o commentate i nostri post, quotidianamente vengono messi in rete. E poi se volete seguirci c'è anche il canale YouTube, Due Chiacchiere in Cucina, potete rivedere tutte le puntate, basta iscriversi al canale, è gratuito. E a breve Ecco. nelle migliori piattaforme sonore Sì. usciranno i miei jingle. Eccolo là, questa era la bella notizia che volevamo tenere proprio alla fine. E il primo è Jingle Bell, Non Jingle è tuo, Bell, non è tuo, Jingle è vecchio, all the way. è storico questo. Bene, arrivederci a tutti, a domani. Ciao, sempre con Scemorandi. E canterà. Jingle Bell. Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form.